Ma forse i vecchini infieriscono sulla capoccia di un politicante, di uno di quelli che sanno mettere in mezzo persino Dio, no? Oppure sarà il cranio di un cortigiano che sa dire solo buongiorno, dolce signore, come sta il mio eccellente signore? Potrebbe essere Messer Tizio che loda il cavallo di Messer Caio per farselo regalare. No? È così, è così. E ora scucchiaiamo. I tuoi sprazzi d'allegria che si diffondevano a scoppi sulle tavolate. Non ce n'è più uno ora che si burli del tuo che si dà tutto all'amore e si sfoga le ossa dalle risate per l'idiozia degli altri, possa poi diventare anche lui l'oggetto del proprio scherno, innamorandosi a sua volta. Io ricordo che una volta simpatica e farla venire al richiamo del padrone.
ed è quello di sorvegliarla come si sorvegliano i folchi, i tigri, che sbattono le ali e non vogliono obbedire. Oggi non ha toccato cibo, vabbè, non ne toccherà. Ieri non ha dormito e stanotte non dormirà. Come col pasto, qualche difetto inesistente io troverò, siccome hanno fatto male il letto. E qui farò volare il cuscino, là farò volare il piumino, di qua le coperte e di là le lenzuola. Sì, e nell'uragano farò finta che tutto venga per sollecita cura di lei.
Grazie mille.